Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, primo appuntamento con tutti gli aggiornamenti delle notizie di queste ultime ore dalla nostra regione. Come sempre lo sapete, in primo piano c'è la cronaca che ci porta a Treviso con quanto accaduto davanti ad un bar. Siamo in Viale della Repubblica. Una violenta lite, inizialmente con calci e pugni, ma poi spunta anche un piede di porco. Grande tensione, ci racconta tutto in diretta il nostro Cristian Arboit insieme a Francesca Pezzo. Buongiorno Cristian. Buongiorno Francesca, ci troviamo all'esterno del bar Bistrò 188 dove ieri pomeriggio verso le 17 si sono vissuti attimi davvero concitati di violenza inaudita, a fronteggiarsi due gruppi per un totale di 6 uomini, 4 da una parte e 2 dall'altra. Quello che è sembrato a molti un vero e proprio regolamento di conti, calci e pugni come ben dicevi tu, ma a un certo punto è comparso anche un piede di porco, fasi concitatissime qui all'esterno del bar Bistrò 188 che si trova per l'appunto in Viale della Repubblica. È una zona molto frequentata, è una delle arterie più frequentate della città di Treviso. Immaginate, alle 17 di sera siamo all'altezza dell'incrocio che porta anche in strada comunale delle Corti. Quindi immaginate alle 5 di sera del pomeriggio è già chiaro in questo periodo un regolamento di conti tra 6 uomini con questo piede di porco che a un certo punto è spuntato, attimi per l'appunto concitati, con il titolare del locale che in questo momento non è all'interno del bar, Davide U, che ha lanciato l'allarme. È stato pronto il suo allarme, è stato immediato e per l'appunto lo stesso titolare dice: noi facciamo di tutto per tenere bene il locale, per tenerlo sicuro, per avere clientela anche che rispetti le regole, ma poi ci capitano queste cose. Ma se sei d'accordo, Francesca, sentirei direttamente le parole, la testimonianza di Davide U, che ha lanciato per l'appunto l'allarme ieri pomeriggio alle 5 qui in Viale della Repubblica. È successo appunto questo episodio spiacevole dove appunto delle persone che frequentano questo, ma in realtà frequentano altri bar, si sono presentati qua e niente, hanno confrontato altri clienti e sono arrivati alle mani. E queste persone, appunto frequentatori di altri bar, si sono presentati qua con elementi contundenti, chiamiamoli così, e niente, noi abbiamo sempre cercato di tenere il bar più pulito e più tranquillo possibile, perché essendo appunto ben frequentato abbiamo sempre cercato di schermare le persone che venivano a frequentare il bar, però infatti siamo molto dispiaciuti dell'episodio che sentiamo e siamo pronti anche a collaborare con le forze dell'ordine per cercare di catturare tutti questi soggetti che non dovrebbero essere liberi sulle strade della città. Quindi sul posto sono subito intervenute le volanti della polizia con questi 6 uomini che si sono dati alla fuga a bordo di 2 auto. La caccia è aperta, bisogna capire cosa realmente sia successo. Il movente, la causa di tanta violenza. Alle 5 del pomeriggio si stanno visionando senza sosta le immagini della videosorveglianza. Come puoi immaginare, Francesca, qui su Viale della Repubblica ci sono tanti occhi elettronici, ne vedete anche lì vicino alla fermata della MOM, occhi elettronici sia pubblici che privati puntati su ogni angolo della strada, quindi qualche importante dettaglio potrebbe arrivare proprio da lì. Noi siamo in attesa del titolare di Davide U per capirne un po' di più, per avere ulteriori dettagli, ma per il momento da Viale della Repubblica a Treviso è tutto. Con Francesca Pezzo ti restituisco la linea.
a Francesca Pezzo. Queste dunque le dichiarazioni del titolare. Cristian Alboit poi proverà a raccogliere ulteriori dettagli su quanto accaduto. E adesso ci spostiamo nel Vicentino, a Valdagno per l'esattezza, con un'esplosione all'alba in un'abitazione, una probabile fuga di gas. Un uomo è rimasto gravemente ustionato, ma ci sono degli importanti aggiornamenti che ci racconta il nostro Daniele Garbina insieme a Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Confermo, ci troviamo a Novale, la frazione di Valdagno, nord di Valdagno, in contrada Pregrassi. Insomma, è una zona molto isolata verso Passo Zovo. E in questa stradina, proprio alle mie spalle, l'edificio che questa mattina verso le 6:30 è stato sventrato da una fragorosa esplosione derivata proprio da una fuga di gas. L'edificio era evidentemente saturo di gas, vediamo anche poi probabilmente allacciato con delle bombole, e la persona che risiedeva all'interno, un quarantenne, è stato investito dall'esplosione. Fortunatamente, visto quello che è capitato alla casa, l'uomo si è salvato e inizialmente sembrava anche in condizioni peggiori, perché insomma la situazione di ustioni che l'avevano colpito soprattutto al volto e alle braccia faceva temere il peggio. Fortunatamente, dopo un aggiornamento anche con il SUEM, ci ha confermato che la situazione è grave, ma non è in pericolo di vita, non sarà in pericolo di vita. Resta che comunque in questo momento la situazione è questa, quella che state vedendo. I pompieri sono andati via, stanno facendo anche delle ricognizioni tecniche, i carabinieri di indagini, perché comunque non è esclusa nessuna ipotesi sulla causa dell'incidente. Potrebbe anche essere un gesto volontario, insomma non ci sono elementi. I vicini, insomma, spaventati dall'esplosione, ci hanno parlato di un momento difficile per la persona che viveva qui, che aveva un quarantenne, aveva perso i genitori da poco, e quindi potrebbe anche essere stato un gesto estremo. Resta il fatto che la preoccupazione che potessero essere coinvolti magari dei passanti a quell'ora ha spaventato la contrada. In questo momento vediamo ancora i pezzi, i rottami dell'edificio, insomma sono proprio investiti alla casa di fronte, e questo insomma lascia sconcerto. Per il momento però è tutto. Da Valdagno, se ci sono aggiornamenti chiedo la linea. Grazie, assolutamente sì Daniele, buon lavoro a te, a Simone Squarcina. Per ogni novità siamo sempre qui pronti a ridarti la linea. Adesso dal Vicentino al Padovano, con un incidente accaduto nella notte, siamo a Rovolon. È ricoverato in gravi condizioni il 22enne che a mezzanotte si è scantato con la sua auto a Rovolon, in via Pozzetto, all'altezza dell'intersezione con via Frassanelle in direzione Bastia, sui Colli Euganei. Il giovane è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorso dai sanitari del SUEM 118. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Teolo per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, alla guida di un Audi A6 Avant, sarebbe uscito di strada da solo, terminando la sua corsa contro il muro di recinzione di un'abitazione. Il conducente è stato portato d'urgenza all'ospedale di Padova in codice rosso e prognosi riservata. Le condizioni sono tuttora molto critiche. Al momento dell'incidente il ragazzo era solo in auto. Restiamo in provincia di Vicenza. Attimi di terrore a Bolzano Vicentino. Sabato scorso irrompono in un supermercato armati di pistola, poi scappano ed è caccia ai banditi. Non trapela ancora nessuna notizia ufficiale dagli inquirenti, che sono alla ricerca dei responsabili della rapina avvenuta sabato sera ai danni di un supermercato lungo via Gorizia a Bolzano Vicentino. Secondo alcune testimonianze, una banda composta da almeno 3 persone ha fatto irruzione nel grande negozio poco prima delle 20, a ridosso dell'ora di chiusura. 2 uomini incappucciati armati di pistole hanno minacciato le commesse per farsi consegnare l'incasso della giornata, mentre il terzo complice restava a fare da palo all'esterno. Alcuni testimoni nel parcheggio, non direttamente coinvolti, hanno assistito alla scena, allertando immediatamente i carabinieri di Thiene. Mi hanno detto che c'era una rapina in corso e che c'erano 2 incappucciati che puntavano la pistola contro le 2 cassiere. Quindi abbiamo chiamato i carabinieri e abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo soccorso una delle 2 commesse
che Com'erano? erano molto provate ed è allucinante che si permetta tutto questo. Immediata è scattata la caccia all'uomo dopo che i 3 criminali sono fuggiti a bordo di una vettura col malloppo che non è stato ancora quantificato. Il veicolo è stato rinvenuto solo domenica mattina, poco lontano dal supermercato. Allibiti i clienti dopo la terza rapina avvenuta con modalità simili, l'ultima risale all'ottobre del 2024. Ho sentito le sirene sabato sera verso le 9:30, 10. Cosa pensate? Qualche incidente sulla statale, come tante volte succede. Mai in questo momento che ci sono tutte queste rapine tra abitazioni, supermercati eccetera, quindi penso che sia un po' preoccupante e speriamo che riescano a trovare il modo di sopperire a questa situazione. Femminicidio di Manchester, Gloria De Lazzari uccisa e forse violentata. Disposti nuovi accertamenti, a giorni il risultato dell'autopsia. Un delitto efferato che si è consumato nell'abitazione di Gloria De Lazzari, da anni residenti a Manchester. Emergono ogni giorno nuovi inquietanti particolari. La donna, 45 anni, originaria di Roncade, soffocata, sarebbe stata anche accoltellata. Nel suo corpo ci sarebbero ferite d'arma da taglio. Eseguito l'esame autoptico. Le fonti investigative con i quali ho contatti mi hanno confermato che è stato delegato al coroner, che ha già effettuato un primo esame autoptico, un approfondimento, e quindi è stato disposto un secondo esame autoptico. Il motivo di questo secondo accertamento potrebbe essere quello di chiarire se la donna sia stata anche violentata. Si aggraverebbe così la posizione di James Moulton, il 33enne accusato dell'omicidio di Gloria. L'uomo comparirà davanti al giudice il 13 aprile per l'udienza di formalizzazione della dichiarazione dell'imputato, colpevole o innocente, in questo caso con una riduzione della pena e per la preparazione del dibattimento. Il processo dovrebbe iniziare il 20 luglio. Gloria è stata trovata senza vita il 19 gennaio scorso. Gli investigatori stanno ricostruendo quel terribile giorno. La porta era chiusa, segno che forse proprio la vittima ha aperto al suo assassino. Moulton abitava nella stessa zona della 45enne, un vicino di casa. Cosa sia scattato e perché lo diranno gli accertamenti e le indagini degli investigatori. Moulton era stato condannato a 12 anni di reclusione per un altro grave reato. Aveva strangolato, secondo gli investigatori, accidentalmente la 16enne Anna Person, che era fidanzata di un suo amico. Ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario, un delitto terribile e per il momento senza alcuna motivazione. Da sabato per 60 giorni torna a Treviso la zona rossa. Questa volta sarà allargata ad altre aree della città e si estenderà fino al quadrante di Piazza Borsa. In precedenza era stata istituita nella sola zona di via Roma, a ridosso della stazione ferroviaria, ed era durata 40 giorni. È stato deciso di fatto da sabato di istituire la zona rossa, come da suggerimento del sottoscritto. È stata allargata al quadrante di Piazza Borsa verso il centro storico e al quadrante dietro la stazione dei treni, quindi via Dandolo e una parte del quartiere San Zeno, laddove a seguito della prima zona rossa si erano verificate alcune situazioni dovute evidentemente allo spostamento, quindi una risposta concreta a quelle che sono le richieste dei cittadini. Torna la zona rossa, stavolta allargata anche a quelle aree che nel precedente provvedimento non avevano trovato posto, come le 2 vie dietro la stazione e l'area di Piazza Borsa, incluse via Zorzetto e via Fiumicelli. Il provvedimento è stato adottato nella mattinata dopo un vertice con il prefetto Angelo Sidoti e su spinta anche del questore Alessandra Simone. Durerà 60 giorni e il sindaco si dichiara particolarmente soddisfatto per l'interazione con i cittadini, che gli hanno spesso richiesto questa misura, che aumenta la sicurezza percepita. Ricordo che la prima zona rossa ha portato all'allontanamento di circa 6 individui, quindi non numeri clamorosi, però ha avuto il grande merito di aver sensibilizzato anche la percezione di sicurezza, cosa che è stata molto apprezzata da cittadini e commercianti. Il sindaco chiude anche la polemica con Fratelli d'Italia, che già mesi fa chiedeva l'allargamento nella zona nelle aree oggi oggetto del nuovo provvedimento. Chi se la prende col sindaco perché poteva essere fatto prima
ancora non ha capito che l'istituzione della zona rossa è di competenza del prefetto. Quindi se dicono si poteva far prima, mi dispiace che se la prendano col prefetto, che si sta impegnando molto. Le forze dell'ordine avranno quindi qualche strumento in più per effettuare controlli e adottare misure coercitive come DASPO e allontanamenti. Le aree interessate sono quelle, oltre della stazione, anche di lungo Sile Mattei e Corso del Popolo, e poi l'intero quadrante di Piazza Borsa, comprese via Zorzetto, via Fiumicelli, via Pescatori, via Santa Margherita. Resta invece esclusa via Collalto. Un provvedimento, scrive il prefetto, preso per assicurare la tranquillità anche durante il Carnevale e la Pasqua, eventi che naturalmente richiamano in città molti turisti e visitatori. Laddove c'è dialogo e confronto e non c'è scontro, si ottengono dei risultati importanti, e credo che questa sia la strada giusta se vogliamo lavorare tutti per il bene comune. Fratelli d'Italia accoglie positivamente la zona rossa allargata, provvedimento che, ricorda, il partito aveva già proposto tempo fa. Critico invece il Partito Democratico, la soluzione, dicono, non è militarizzare la città. È una lente di gradimento che l'avevamo già suggerita noi, giugno dell'anno scorso, anno 2025. Oggi vediamo che tale suggerimento è stato preso in considerazione, quindi siamo contenti. Fratelli d'Italia applaude al ritorno della zona rossa a Treviso con una forma allargata ad altre aree rispetto al primo provvedimento, come lo stesso partito già mesi fa aveva richiesto, riaccendendo il dibattito all'interno della maggioranza. La sicurezza non è uno slogan ma una responsabilità, aggiunge Cogo, che però poi assicura non esserci alcuna tensione nell'alleanza di centrodestra. Io sinceramente non credo che ci sia nessuna polemica, anzi ripeto, siamo perfettamente in linea e siamo concordi con l'amministrazione, anzi ritengo che la zona rossa deve essere vista come un risolvere il problema, non arginarlo, quindi è una cosa positiva. Di tutt'altro tenore la reazione del Partito Democratico, una decisione che rappresenta una risposta parziale e temporanea ad un problema complesso, una scelta che appare dettata più dalle tensioni interne alla maggioranza che da una strategia strutturata. Commenta il capogruppo in Consiglio Comunale Stefano Pelloni. Il nodo centrale, continua, resta irrisolto. La carenza strutturale di forze dell'ordine sul territorio. Dal 2011 ad oggi a Treviso sono andati in pensione circa 150 operatori che non sono mai stati sostituiti. Il sindaco deve battersi con determinazione per ottenere un rafforzamento stabile degli organici in città. Servono poi, conclude Pelloni, investimenti concreti su strumenti di prevenzione fissi. Militarizzare la città, anche se lo chiedono i cittadini, è veramente l'ultima e l'unica soluzione che può trovare questa città nel momento in cui ci sono delle zone che non sono controllate. Io credo che, come ha detto perfettamente il nostro capogruppo nei giorni scorsi, io credo che bisogna andare a monte, questo è solo spostare il problema. Io credo che bisogna trovare una soluzione sociale con la collaborazione dell'ULSS e delle scuole, con un lavoro che va fatto contestualmente. Episodio di omofobia, protagonista un 12enne che insulta il suo professore. Accaduto nel Padovano, ci raccontano tutto Marta Zatta insieme a Cristian Roque Allende. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, un insegnante preso di mira da parte un alunno di 12 anni che all'uscita di scuola l'ha insultato perché omosessuale. L'insegnante, stanco anche perché non era la prima volta, si è rivolto ai carabinieri dove ha presentato un esposto e si è rivolto anche al dirigente dell'istituto per denunciare questo grave fatto. Ha denunciato anche la cosa sui profili social della comunità LGBT. Noi ora ci vediamo il servizio che ricostruisce tutta la situazione, anche con la richiesta da parte di Fabrizio Marrazzo, che è portavoce della comunità LGBT, di appunto istituire l'educazione all'affettività nelle scuole. Dopo la linea può ritornare allo studio. Mi urlava gay davanti a tutti. A denunciare gli insulti a sfondo omofobo all'uscita di scuola è il 26enne Elia Scattoloni, insegnante di musica. Il docente, residente a Piombino Dese, in servizio alla scuola media di Villa del Conte, ha presentato un esposto ai carabinieri per una serie di insulti ricevuti tra settembre e ottobre dello scorso anno da un alunno di 12 anni. Secondo quanto riferito, uno studente lo avrebbe aspettato all'uscita dell'istituto per rivolgergli offese a voce alta in presenza di coetanei e passanti. Non si tratterebbe di un episodio isolato, come spiega il professore sui social. Dopo aver informato la dirigenza scolastica, l'insegnante ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine, ritenendo il comportamento particolarmente grave e potenzialmente pericoloso sul piano educativo e sociale.
Sono un docente di scuola media. È successo che un ragazzino dodicenne mi aspettava fuori da scuola per urlarmi la parola gay davanti ai suoi compagni. Non solo per un giorno, ma è successo per ben 2 volte, finché io mi sono stufato e ho avvertito sia la preside sia i carabinieri e ho proceduto a fare un esposto. Perché ho fatto un esposto? Perché credo sia un episodio gravissimo. Se a 12 anni dici gay al tuo professore in piazza, vicino alla gente seduta nei tavolini dei bar, vicino ai tuoi compagni, cosa farai a 14 anni, che cosa farai a 18 anni, non oso nemmeno immaginare. Una grave vicenda che riaccende il dibattito sul rispetto e sulla prevenzione delle discriminazioni in ambito scolastico. L'accaduto al professore gay in Veneto è inaccettabile. Questo dimostra quanto è importante l'educazione all'affettività e contro le discriminazioni, che dovrebbe essere obbligatoria. Per questo rinnovo l'appello al Parlamento al fine che renda obbligatoria l'educazione all'affettività, ma non solo. Anche la Regione Veneto in questo caso potrebbe dare un esempio, magari promuovendo l'educazione all'affettività in tutte le scuole della Regione Veneto e sostenendo le scuole che decideranno di fare questo percorso. Blitz della polizia locale di Venezia in un mini market di Mestre. Ilaria Marchiori ci racconta che cosa è accaduto. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte a questo negozio etnico che era stato allestito come mini market, tra l'altro all'interno di un ex negozio di parrucchieri e all'interno del quale il nucleo cinofilo e pronto impiego della polizia locale di Venezia, dopo varie segnalazioni da parte dei residenti che vedevano movimenti sospetti riconducibili soprattutto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono entrati all'interno e cosa ci hanno trovato? Ci hanno trovato una fumeria clandestina che era stata allestita proprio all'interno di questo mini market, naturalmente come potete immaginare in una stanza che non era ben visibile dalle vetrine. Quindi una volta che sono entrati hanno sentito chiaramente percepibile l'odore della sostanza stupefacente, quindi soprattutto della cannabis, però poi in realtà hanno trovato altre varie sostanze, ovviamente marijuana, hashish, ma anche della cocaina con delle bustine che erano lì per terra, e c'erano queste 8 persone di origine africana che sono state appunto identificate in tutta tranquillità, stavano fumando e bevendo bottiglie di birra, quindi li hanno identificati e presi. Naturalmente hanno utilizzato anche l'intervento del cane antidroga Quad. Gli stranieri sono stati segnalati alla prefettura, mentre la titolare di questo esercizio commerciale è denunciata per la violazione dell'articolo 79 del testo unico sulle droghe, dunque per aver allestito parte delle stanze a fumeria clandestina e aver consentito il proprio locale pubblico che fosse luogo di ritrovo per persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti e non ad occuparsi di questo del negozio, della gestione di questo negozio appunto all'interno, come siamo riusciti a farvi vedere, perché ovviamente ora le saracinesche sono abbassate. È da tempo, in particolare soprattutto ultimamente, che i residenti continuano a segnalare, ma non solo in questa zona di Via Piave, anche in altre di Mestre, una mancanza di sicurezza. Secondo la CGIL le zone rosse che sono state allestite non sono servite a nulla e a loro volta hanno denunciato questa inutilità, dicono, delle zone rosse e dell'azione dell'amministrazione comunale. Ma sentiamo proprio le dichiarazioni che arrivano dal sindacato in questo servizio, mentre io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Paura di prendere un autobus, di muoversi nel centro della nostra città a orari non tardi la sera, una situazione che denunciamo con forza perché è fuori controllo. A Mestre la sicurezza è diventata un'emergenza quotidiana soprattutto per chi lavora. Lavoratrici e lavoratori non possono vivere con la paura di uscire la sera a prendere un autobus o rientrare a casa dopo il turno. A lanciare l'allarme la CGIL di Venezia, che parla di una situazione ormai fuori controllo, resa evidente anche dall'istituzione della cosiddetta zona rossa nel centro città. Scegliere di far diventare zona rossa il centro della città semplicemente certifica il fallimento del governo del territorio, della garanzia
garanzia della sicurezza. La sicurezza è un diritto delle persone, la sicurezza è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati, degli anziani che devono potersi muovere, andare a lavorare nella nostra città senza avere paura. Al sindacato arrivano segnalazioni sempre più frequenti e preoccupanti. Negozianti, addetti dei pubblici esercizi, raccontano di timori concreti nelle ore serali e notturne, ma la paura riguarda anche molte persone anziane che evitano di recarsi in banca o in posta per timore di aggressioni. Emblematica la situazione di Piazza Ferretto e delle aree limitrofe. Servono investimenti nei presidi di polizia locale, nella prossimità, come nella presa in carico delle situazioni di disagio. 2 fuochi accesi dai senza tetto nel piano interrato del parcheggio Dal Negro a Treviso hanno fatto scattare gli allarmi con intervento di carabinieri e vigili del fuoco. Non ha fine il degrado e il pericolo che si percepisce attraversando il parcheggio Dal Negro in via Venier. Al pian terreno, quello più riparato, 2 fuochi accesi dai senza tetto rimasti fuori anche dall'accoglienza di Monigo hanno fatto scattare una serie di allarmi. Prima quello dei cittadini richiamati dalla puzza, poi quello dei custodi e infine quello delle forze dell'ordine intervenute sul luogo. Il primo rogo domenica notte, il secondo lunedì nel tardo pomeriggio. I materiali bruciati vanno dalla plastica alla spazzatura, dalle coperte ai resti di cibo, un mix tossico che poteva allargarsi anche alle auto parcheggiate. Un dramma quindi che continua, del quale non si vede la fine e che preoccupa il sindaco, che nei prossimi giorni andrà personalmente a verificare la situazione di chi è rimasto all'addiaccio. Ho in programma nei prossimi giorni un sopralluogo non soltanto al Parco Dal Negro, ma in un altro paio di situazioni dove mi sono state evidenziate delle criticità. L'obiettivo è quello di cercare di risolverlo. Ovviamente i numeri sono impressionanti e non può solo l'amministrazione farsi carico di tutto, però è altrettanto vero che parliamo di persone e quindi, come è giusto che sia, cercheremo di trovare delle soluzioni adeguate a quella che è la dignità delle persone. Il tema degli incendi, tra l'altro, dopo l'evitabile tragedia di Crans-Montana, è ben presente all'amministrazione, tanto che nei giorni scorsi il primo cittadino ha richiamato tutti i titolari degli esercizi commerciali a verificare le loro misure di sicurezza. Ho voluto semplicemente ricordare che oltre al profitto ci sono anche delle responsabilità e c'è un tema legato alla sicurezza dei più giovani, dei ragazzi che li frequentano per divertirsi. Ecco, se il divertimento deve essere divertimento e sicurezza, perché tutti i genitori vogliono questo e devo dire che quindi è stato semplicemente un richiamo a rispolverare il libro delle regole della sicurezza perché si possa divertirsi però in totale sicurezza, facendo, ahimè, tesoro di quanto è successo in Svizzera. Furti tra Mareno e Santa Lucia, restiamo dunque nel Trevigiano, lunga strada tra i campi presa di Mira e via Campana, pochi residenti risparmiati, i raid sono continui. L'ultimo episodio, poche sere fa, un residente stava dormendo quando ha sentito i ladri alzare la persiana e cresce l'esasperazione. Vado a letto presto e ho sentito la persiana tirarsi su, alzarsi e ho preso paura perché sono qui da solo e questo soltanto e dopo ho acceso le luci e non ho più visto niente. Non sono nemmeno le 9 di sera quando in via Campana, Mareno di Piave, ignoti tentano l'irruzione. Il proprietario di casa si trova al piano terra, evita il faccia a faccia accendendo semplicemente la luce. Con ogni probabilità i ladri pensavano che dentro non ci fosse nessuno, poi la segnalazione ai carabinieri e non si tratta della prima volta. 2014-2015 ancora 2 volte lì. Una volta ho riuscito a mandarli via, una volta ho trovati dentro in casa. È la politica che va così, è le cose che sono così e basta. Non cambia niente. Ma in via Campana non c'è solo rassegnazione, ci sono anche rabbia e una certa dose di esasperazione. È da mesi che la zona è nel mirino, il primo raid nel luglio scorso, quando vennero visitate diverse case. Sono passati in giro qua, che bel discorso. Qui a me per fortuna no. Comunque lo dica pure che c'è pure il fucile qua. Lei non si intimora regolarmente, tranquillamente, nessun problema. Qua se si presentano c'è qualcosa per loro. È ora che irrigidiscono un po' le leggi, è ora di finirla che la gente va per le case a rubare, a far malanni, far morire i vecchietti per le case, quello che è. Chiaro? Nell'azienda del giovane Yuri Marcon i ladri hanno portato via del gasolio e questo l'autunno scorso. Il problema è che c'è troppa libertà,
perché noi, quelli che sono venuti quella volta a rubarci il gasolio, sapevamo chi erano, però purtroppo non gli fanno niente. Come mai sapevate? Perché avevamo il furgone, avevamo le targhe, avevamo tutto, perché quella sera là li abbiamo visti, però una volta che fai la denuncia dopo non c'è il dopo, manca il dopo. E così in tanti stanno correndo ai ripari. Abbiamo messo gli antifurti sulle case, teniamo sempre accese le luci, non so, ci chiamiamo se magari sentiamo qualcosa, però insomma è brutto sentire queste cose. Qua è una roba incredibile, cosa si deve fare? Fino a che li prendono oggi e domani sono fuori. Abbiamo messo antifurti, telecamere, che una volta si poteva lasciare la porta aperta, ci conosceva tutti. Speriamo bene, che non ci facciano del male, più che sia, quello è il problema. Furti un po' in tutto il Veneto, a Bassano preso di mira un mini market con il titolare che insegue i ladri in bicicletta, sono tutti minorenni. Ladri in azione al market di via Marinali in pieno centro storico a Bassano, sono tutti giovanissimi. È la quinta volta che il negozio viene preso di mira. L'ultimo colpo in ordine temporale sabato sera. Il titolare è corso dietro i ragazzini in bicicletta per fermarli. Sono entrati in 4 e 5, fanno un po' di confusione, alcuni in modo tale da distrarre la cassiera, alcuni di questi vanno verso le bibite alcoliche, si aprono il giubbotto, si nascondono quello che è la bibita alcolica, escono. Questa volta la ragazza ha sentito proprio che il rumore del vetro e il rumore della zip e gli ha detto fermi, io so che avete rubato, ho sentito che vi siete nascosti. Loro sono scappati via, nel mentre lei è riuscita a chiamare il mio compagno che è arrivato subito, gli ha corso dietro, ma dopo un'ora e mezza di corso, pur avendo chiamato sia i vigili che il commissariato, li ha riusciti a beccare alla stazione delle Corriere. Sono arrivati il commissariato e i vigili, hanno trovato questi ragazzi, fortunatamente la ragazza li ha identificati e pertanto adesso vedremo cosa succede, gran parte sono minorenni. Certo è che c'è rabbia perché 5 volte, 5 colpi nel giro di pochissimo tempo. Sì, c'è molta rabbia, dispiacere per questi giovani, rabbia per noi e più che altro perché questi furti sono sempre più frequenti. Minorenni che agiscono in branco per farsi forza, incapaci di darsi una misura, arrivando a sfidare gli adulti, ma solo nel caso il gruppo si trovi davanti a un'unica persona. Ti affrontano e tanti di questi però girano con il coltello, quindi c'è anche il pericolo di essere aggrediti. Suo marito è corso dietro a queste persone in bicicletta? È corso dietro in bicicletta, sì, per fortuna, però loro si nascondevano fra le macchine, fra i cespugli, poi era buio per cui non tutte le strade erano illuminate, pertanto ha fatto quello che ha potuto. Però ha rischiato grosso? Ha rischiato grosso, sì, infatti gli è stato detto che ha rischiato grosso. La città è tanto cambiata, non c'è sicurezza per noi titolari, ma per i dipendenti stessi, ma anche per i cittadini. È difficile, è preoccupante per una città come Bassano. E restiamo a Bassano con un caso di degrado che riguarda il brolo di Palazzo Bonaguro. Siamo in piena città con siringhe ma anche macchie di sangue. Ci racconta tutto, eccola la nostra Monica Smiderle, con lei Luca Maria Chenet, presidente del quartiere. Buongiorno Monica, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. A Bassano preoccupa la situazione dei giovanissimi, lo abbiamo sentito anche nel servizio, giovanissimi che rubano, ma insomma raccontiamo spesso nei nostri telegiornali anche di situazioni, scene di violenza che vedono protagonisti soprattutto minorenni. Ma a preoccupare è anche la situazione qui nel brolo di Palazzo Bonaguro, che è questo parco nel cuore della città di Bassano che insiste nel quartiere cosiddetto di Angarano. Sono state trovate delle siringhe, macchie di sangue molto evidenti, ma c'è anche dell'altro. Ne parliamo con il presidente di quartiere Luca Maria Chenet. Presidente, non è la prima volta, già qualche settimana fa un video di un cittadino documentava l'abbandono di siringhe con
con fazzoletti macchiati di sangue. Ora la situazione si ripresenta, si ripropone. Voi naturalmente ovviamente siete molto preoccupati perché è un luogo, va detto, frequentato da famiglie, da bambini che qui vengono a correre, a giocare. Sì, siamo preoccupati perché siamo a 200 metri dal Ponte Vecchio, è il polmone verde della destra Brenta. Angarano ha in questo luogo un luogo di serenità dove i bambini possono giocare, dove i cani possono sgambettare, però purtroppo quando ci troviamo queste sorprese ci troviamo in difficoltà anche a rispondere al resto degli angaranesi che ci chiedono sulle chat del quartiere ma come mai, ma perché, cosa succede. In realtà le telecamere ci sono, ci danno la possibilità di avere presidio del territorio, però dovrebbero essere un deterrente, però purtroppo con scarsi risultati. Abbiamo parlato di siringhe, abbiamo parlato di sangue, ma Presidente, non solo questo, avete trovato anche dell'altro qui nell'area verde. Sì, purtroppo in quest'area ci si trova dai vetri rotti, delle bottiglie che poi non capisco perché vengano rotti, salviette, preservativi usati e tutto quello che ci va dietro. Purtroppo non è un bello spettacolo e sicuramente da un punto di vista turistico il fatto di avere i turisti che magari da qui poi proseguono per il Ponte Vecchio non è una bella immagine. I cittadini che cosa vi chiedono come quartiere, come comitato di quartiere? Ci chiedono di essere più presenti. Noi siamo un comitato di quartiere, siamo un consiglio di quartiere, lo facciamo come puro volontariato e possiamo solo far presente alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale, al signor sindaco che abbiamo bisogno di avere un aiuto. Un aiuto in che senso? Maggiori controlli? Ma se fosse possibile avere una presenza a piedi da parte dei vigili della polizia locale sicuramente aiuta. Le telecamere ci sono, come dicevamo, però il fatto di avere una presenza che rimane qui in loco per qualche minuto in più sicuramente può essere un ottimo deterrente. Quindi prevenire, maggiori controlli, questo chiedono i cittadini di questa area di Bassano, soprattutto dopo le immagini che sono ovviamente girate sui social di siringhe e sangue proprio lungo questo viale. Sì, e sicuramente il fatto di avere una maggiore presenza fa capire alle persone che c'è comunque presidio e magari va a disincentivare quella volontà di venire qui a fare cose che purtroppo non vanno bene. Francesca, da Bassano del Grappa è tutto, se non ci sono domande da studio vi restituisco la linea. Grazie davvero a Monica Smiderle. Adesso torniamo sulla questione Vannacci, l'addio alla Lega, perché nasce ufficialmente il suo nuovo movimento, se ne parla un po' ovunque. Allora andiamo a Belluno per capire le ragioni di chi continua a seguire l'ex generale Vannacci. Buongiorno al nostro Fabio Fioravanzi. Grazie per la linea. Siamo nella biblioteca Crepadona di Belluno, specifico il luogo, perché abbiamo scelto questo posto perché alle mie spalle, vedete, c'è questo sarcofago romano che fa riferimento a Caio Flavio Ostilio, un generale al cui nome qualcuno ha legato qualcosa a Monteleone. Da generale a generale abbiamo dedicato il team Vannacci bellunese l'anno scorso a Caio Flavio Ostilio. Che fu inaugurato appunto questo team perché nella dialettica del mondo al contrario i gruppi si chiamano team e chi li guida si chiama leader, in questo caso appunto Antonia Titti Monteleone è la leader di questo team bellunese di cui forse dovrete avere le immagini del giorno in cui Vannacci venne proprio per inaugurare questa formazione. Lei perché resta con il generale? Ma io resto il generale perché sono con il generale dal primo momento. Resto con il generale perché penso di essere ritornata a casa dopo gli anni molto belli passati in Lega. Quando ho fatto la scelta della Lega è stata perché era il partito più vicino alle mie idee, il partito più vicino alla mia storia ideologica. Oggi con il generale Vannacci, alla mia veneranda età, posso dire torno a casa, mi sento tanto E.T.
La storia però delle uscite dai partiti, da quando Comencini e altri 4 consiglieri regionali lasciarono la Lega, a quando anche lo stesso Castelli recentemente ha fondato un movimento lasciando la Lega, a quando persino Renzi ha lasciato il PD per formare un partito, lo stesso dicasi di Calenda. Parlo della sua storia di destra, Fini, che era entrato con un partito, non con un gruppetto, nel Popolo della Libertà, quando poi ha detto a Berlusconi ma tu mi cacci e se n'è andato, anche lì la fuoriuscita non fu un successo. Perché dovrebbe esserlo diverso il caso di Vannacci? Perché il caso di Vannacci non è un caso di voti della Lega. La gente ha votato Vannacci ed era gente che non andava al voto da anni, ed anche le telefonate arrivate a me, che sono l'ultima ruota del carro, tutto ieri sera, è tutta di gente che non andava più a votare, che non ha tessera di partito e che vede nel generale Vannacci il sogno che può finalmente diventare realtà di una destra che sia destra all'interno di un centro-destra. Comunque sarà il generale questa sera. Appunto stavo per dirle, perché c'è una novità che possiamo dare quasi in anteprima, se non è già uscito su agenzie stampe, che proprio stasera, e lei mi dirà dove, verrà presentato il manifesto di questo partito ormai, che si chiama? Che si chiama Futuro Nazionale. Dove, allora, quando e perché questa sera? Questa sera a Modena, dove era già in programma un evento del generale, e il generale coglierà l'occasione per presentare ufficialmente il nuovo partito e dare le motivazioni di questa scelta in questo momento, del perché e per come. Sta al generale avere l'onore di farlo e a noi la gratitudine perché ci consenta questo sogno. Quando lei mi parla di un evento che era già organizzato per altri motivi e mi dice che invece questa sera dà il senso, o almeno l'impressione, di una fuoriuscita imprevista, improvvisa. Assolutamente sì. Solo pochi giorni fa, quando i giornali avevano cominciato a pubblicizzare il simbolo, il generale aveva detto a noi, componenti del Mondo al Contrario, è un simbolo, è solo un simbolo. Però se uno presenta un simbolo, registra un simbolo, non è che qualcosa pensa. Qualche cosa sicuramente è successa e sarà stasera il generale ad illustrare che cosa sia successo e perché i tempi sono precipitati a questo punto. E allora, se da studio non avete domande, noi da Belluno e dalla Biblioteca Crepadona avremmo concluso. Grazie a Fabio Fioravanzi e grazie anche ad Antonia Titti Monteleone. Noi continuiamo a parlare proprio dell'addio di Vannacci alla Lega, una notizia che ieri è arrivata mentre era in corso il Consiglio regionale. C'è chi ha cantato vittoria, il caso di Roberto Marcato, chi ha parlato di un corpo estraneo come nel caso di Zaia. Stefano Valdegamberi invece non esclude di raggiungere il generale in questa nuova avventura. Lapidario invece il presidente Stefani, nessuna salvezza fuori dalla Lega, anche se lo dice in latino. Direi nulla salus extra ecclesiam e quindi alla fine si è sempre verificato così. Si affida al latino a una massima attribuita a San Cipriano. Alberto Stefani, raggiunto dalla notizia dell'addio ufficiale di Roberto Vannacci alla Lega, mentre si trova in Consiglio regionale per parlare di autonomia. Non c'è salvezza fuori dalla Chiesa, dice Stefani, quando la Chiesa è ovviamente il carroccio. Quello in atto del resto è uno scisma con il generale vice di Salvini, che ha rotto un indugio a metà pomeriggio dopo ore frenetiche. Il messaggio social: con Futuro Nazionale che diventa un nuovo soggetto politico. Proseguo da solo, lontano da impicci e compromessi, la frase ribattuta dalle agenzie. Non un gesto di impeto. Contemporaneamente viene diffuso quello che ha tutta l'aria di essere un programma orgogliosamente di destra e sovranista. Deluso e amareggiato la prima reazione di Salvini, mentre Stefani, dopo la citazione latina, si affida alla Realpolitik. Credo che ognuno poi risponda
delle proprie scelte e abbiamo visto che fuori dal partito chi cambia casacca non ha gran fortuna. Di certo Vannacci resta a Bruxelles proprio in virtù del seggio messogli a disposizione da Salvini. Tra i leghisti c'è già chi vorrebbe un suo passo indietro, le dimissioni da europarlamentare. Io credo che chi ovviamente ricopre una carica grazie ad un partito dovrebbe ricordarsi di quel movimento. Quindi credo che ognuno poi risponda delle proprie azioni davanti ai cittadini. In Lega di fatto la notizia era attesa, in pochi strabuzzano gli occhi, in tanti invece sembrano tirare un sospiro di sollievo. Che non sono sorpreso, che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, che la conferma, vista la lunga carriera che ha avuto in Lega, ovvero neanche un anno, che la conferma che ha preso atto di essere un colpo estraneo, probabilmente aveva altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Bene, è un'ottima notizia, io spero che sia vera proprio perché insomma, con lui se ne possa andare anche tutto quel caravanserraglio di affermazioni lontane, così lontane dalla cultura della Lega, che ci hanno fatto più male che bene. Zaia e Marcato esultano per l'addio di Vannacci, in fondo bastava poco candidarsi alle europee, così il problema non sarebbe mai esistito. La stoccata che sa di rendezvous di Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo veneto del Carroccio, si sommano mal di pancia, dà invece voce agli amministratori e all'esercito dei sindaci. Il primo cittadino di Gaiarine, leghista doc, Diego Zanchetta. Se faccio un pensiero così direi proprio zero. Cioè, escludo che ci sia qualcuno che lo possa seguire. Ha fatto la sua scelta e se questa è la sua strada non si è identificato nella Lega o la Lega non si è identificata in lui, è giusto che le strade si separino. Attenzione però, il fattore Vannacci non riguarda solo la politica nazionale che già guarda alle elezioni del 2027, ma pure gli equilibri immediati in regione dove ogni voto pesa. Una volta archiviato il monocolore zaiano, Stefano Valdegamberi, decano a Palazzo Ferrofini, è più che possibilista. Le idee generali sono le mie idee, ma sono le idee di una certa parte del centrodestra. Poi faremo una valutazione, parlerò con lui, con altri e valuteremo cosa fare. Io credo che Vannacci abbia deciso di uscire dalla Lega dopo che sia stato spinto fuori dalla Lega, perché lui ha trovato un ambiente ostile che per mesi e mesi continuano ad attaccarlo e a spingerlo fuori. Il retroscena e gli interrogativi sono dietro l'angolo. Stamattina uno nel motoscafo mi dice: ma allora quando è che se ne va via? Quasi avessero la voglia che se ne andasse. Io avrei preferito che Vannacci rimanesse nella Lega. Non ritengo molto diverso la posizione di Vannacci a quello che diceva un certo Gentilini a Treviso o altre persone al quale spesso si richiamano i nostri capi della Lega locale, e quindi trovo un po' quasi una persona che faccia dell'ombra, che non dia fastidio, quasi un impedimento. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta e continuiamo con la politica. Si lavora per l'autonomia in Veneto, procede, a breve si chiuderà l'accordo su 4 materie. L'ha annunciato ieri il presidente Alberto Stefani proprio in Consiglio regionale, ma per il Partito Democratico l'autonomia è solo una scatola vuota. La delega all'autonomia è un percorso che ho seguito in prima persona, prima come relatore del disegno di legge approvato nel 2024 e poi come presidente della Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale, che è un altro filone di riforme che prosegue e che porterà di benefici al nostro territorio. Il lavoro per l'autonomia in Veneto procede, a breve si chiuderà l'accordo su 4 materie. L'ha annunciato il presidente Stefani al Consiglio regionale, spiegando i vantaggi concreti che porterà l'intesa prima di passare all'ok finale della conferenza Stato-enti locali e delle Camere. Si tratta di sanità, protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa. Un passo in avanti, commenta il presidente del Consiglio regionale Zaia, ma ricordando che le materie in tutto sono 23. Si va avanti nella direzione di trattare con il governo. Questo è un passaggio fondamentale perché ho firmato una preintesa prima della fine del mio mandato e la preintesa è sostanzialmente una pietra miliare dal punto di vista giuridico. Adesso con questo mandato di oggi che verrà dato al presidente Stefani potrà andare a concretizzare questa firma
conferme a chiudere questa prima partita di 4 materie. Dopodiché ricordo che la Costituzione prevede la possibilità di trattare su 23 materie e noi, in virtù del mandato che ci hanno dato i Veneti, 2.328.000 veneti, quel 22 ottobre 2017 ci hanno detto andate avanti andando a votare al referendum, ecco, questo mandato è un mandato chiaro, trattare su tutte le materie. Stefani ha sottolineato come ciascuna delle 4 materie possa portare benefici diretti al Veneto. In sanità, ad esempio, l'accordo permetterà di utilizzare in modo più efficiente le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, sbloccando oltre 17 milioni di euro. Per la protezione civile, invece, il presidente di regione potrà assumere il ruolo di commissario in caso di emergenze nazionali o introdurre ordinanze speciali. Sulle professioni, la regione potrà aggiornare gli elenchi professionali, riconoscere qualifiche straniere più rapidamente e includere oltre 20.000 operatori economici ora privi di adeguata qualifica. Infine, la previdenza complementare integrativa, che sarà gestita direttamente dalla regione con la possibilità di promuovere fondi specifici e garantire più autonomia nella gestione per i dipendenti regionali e del servizio sanitario. Ma per il capogruppo del Partito Democratico e portavoce dell'opposizione Giovanni Manildo, l'intervento di Stefani, definito in piena continuità con Zaia, è un esercizio di pura retorica che non sposta di un millimetro la realtà dei fatti, ovvero dice che l'autonomia resta una scatola vuota. 2 le morti al carcere 2 Palazzi di Padova la scorsa settimana. Su quella di Matteo Ghirardello, 34 anni, la famiglia chiede che sia fatta piena luce. La procura ha aperto un fascicolo, sabato l'autopsia. È sicuramente stato un colpo per me a livello anche personale, essendo un mio assistito di oltre 10 anni. Era una persona che conoscevo molto bene, una persona che peraltro stava terminando di scontare la sua pena ed era in procinto di avviare con me una domanda di affidamento in prova. Avrebbe concluso gli ultimi anni della pena fuori dal carcere Matteo Ghirardello. Letizia De Ponti lo aveva sentito sereno sul futuro, preoccupato per la sua situazione a 2 Palazzi e per l'aggressione che aveva subito di recente. Non si dà pace, come la mamma di Matteo Ghirardello. 34 anni, originario di Romano de Zelino, l'uomo si sarebbe tolto la vita giovedì scorso nella sua cella. Sulla sua morte la procura di Padova ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Sabato sarà eseguita l'autopsia. Chiederemo alla procura di indagare sulle ultime ore e sugli ultimi giorni di vita di Matteo Ghirardello. Perché? Perché il ragazzo nei giorni scorsi era stato picchiato da un gruppo di altri detenuti. E picchiato in modo molto pesante, tanto che aveva un ginocchio malmesso. Aveva anche scritto alla mamma una lettera datata 16 gennaio, ma arrivata solo 9 giorni dopo. La mamma, avendo un ragazzo che esce dal carcere, dando le disposizioni delle sue ultime volontà, è chiaro che si era preoccupata e mi aveva chiamato la sera prima, a dire il vero senza dirmi precisamente per la lettera, dicendo che suo figlio aveva paura. C'è da capire che cosa è capitato in quelle 3 ore per arrivare lì, se è arrivato da solo, se è stato istigato a farlo o se è successo altro. Chiaramente noi non possiamo che confidare che la giustizia faccia il suo corso e facciano tutte le indagini del caso. Ecco, per noi l'importante è dare dignità a questa morte e dare delle risposte. Davanti al carcere è tornata la protesta con un presidio dei centri sociali insieme a Cobas e Rifondazione Comunista. Contro l'inferno carcerario basta morti di Stato, lo striscione appeso di fronte a 2 Palazzi. La mobilitazione continua anche da parte della politica, con Elena Ostanel, consigliera regionale di AVS, che ha presentato un'interrogazione. Dopo i fatti gravissimi accaduti a Padova abbiamo depositato oggi una richiesta di audizione in Commissione Quarta di tutti i soggetti competenti rispetto alle politiche carcerarie in Veneto, perché non basta più ascoltare ogni anno la relazione del Garante che ci dice che la situazione carceraria in Veneto è fuori controllo, con tassi di sovraffollamento altissimi. Ora è tempo di agire. Alla Camera l'informativa ieri del Ministro dell'Interno Piantedosi sugli scontri di Torino durante il corteo per il centro sociale sgomberato a Scatassuna. In aula dure le parole del Ministro rivolte ai violenti.
Siamo di fronte ad una strategia che mira ad innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che attraverso i disordini e la violenza punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti. Il ministro dell'Interno alla Camera parla di un innalzamento di livello dello scontro che per certi versi, e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche, riferendosi ai fatti di Torino durante il corteo per il centro sociale a Scatassuna. 108 uomini delle forze dell'ordine feriti, 27 persone sottoposte a fermo, 3 arresti, tra questi anche il 22enne accusato di aver preso parte al pestaggio dell'agente del reparto mobile di Padova, Alessandro Calista. Nell'informativa alla Camera, Piantedosi rende omaggio agli agenti feriti, poi sferra l'attacco politico contro chi sfila accanto ai violenti. I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili. Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità. Il video del poliziotto padovano, rimasto solo e accerchiato dal gruppo di manifestanti, immortala le fasi più dure degli scontri che hanno segnato la manifestazione di sabato a Torino, come racconta anche il caposquadra del reparto mobile di Padova, Pierpaolo Corda, che rivive i momenti in cui i suoi uomini venivano attaccati da più punti. Come è capitato purtroppo in quel frangente là che ci hanno spuntati tutti i manifestanti da tutte le parti e ci siamo ritrovati appunto accerchiati. Siamo persone umane e la paura c'è sempre, la paura ci deve essere perché è una cosa che ti salva, la paura ci deve essere, siamo persone umane come tutti quanti, i ragazzi comunque stanno bene, sono a posto e questa è la cosa che mi rende felice, questa è la cosa anche su quei momenti là stati attimi tra virgolette un po' pesantini, diciamo, ecco. Abbiamo vissuto momenti un po' pesanti. Corda, segretario veneto del sindacato di polizia FSP, ribadisce il rischio corso dai suoi uomini. Intanto la premier Meloni nelle scorse ore ha riunito il Consiglio dei Ministri per valutare nuove norme da inserire nel decreto sicurezza. Il governo ci sta mettendo, diciamo, la sua faccia e noi siamo contenti di questo. Questa è una cosa che il nostro decreto sicurezza ci tutela ancora di più e noi questo va solo che piacere ovviamente. Questo è quello che vogliamo, che abbiamo sempre sperato e penso non solo le nostre sigle sindacali ma tutte le sigle sindacali. Ci spostiamo a Trieste con il cedimento di una fognatura situata ad 11 metri di profondità in via Dalviano. Inevitabili i disagi al traffico, i lavori di ripristino riprenderanno solo al termine del periodo di maltempo. Importanti disagi alla viabilità in via Dalviano per il cedimento di una fognatura in questo punto che vedete alle mie spalle, una fognatura situata ben a 11 metri di profondità, motivo per cui è stato istituito un senso unico alternato con l'ausilio di semafori e quindi grossi rallentamenti per il traffico in questa zona della città di Trieste. Vedete, non ci sono persone che stanno lavorando, c'è solamente una ruspa, ma non ci sono operai perché piove e deve esserci un clima secco, deve esserci il sole per così dire, per riuscire ad agire in tutta tranquillità e precisione su questo cantiere. L'area quindi è stata transennata, i coni a delimitare la zona di intervento, il traffico che come potete vedere giocoforza scorre molto lentamente, semafori da entrambi i lati con lunghe pause e code appunto degli utenti della strada per poter poi ripartire. Una situazione che si è verificata nella tarda mattinata di oggi, che ha visto i tecnici di Acegas, APS Anga intervenire immediatamente, valutare appunto la situazione per poi però interrompere le operazioni proprio a causa del maltempo in corso. Peraltro l'intervento richiederà di per sé molto tempo, quindi chissà quando verrà stabilita la regolare viabilità. 11 metri di profondità, dicevamo, la zona di intervento, questa fognatura che ha avuto nella sua parte bassa un cedimento, determinando appunto l'intervento dei tecnici. Il comune non ha potuto fare altro, come detto, a istituire questo provvisorio senso unico alternato per garantire quantomeno il traffico veicolare, lo scorrimento del traffico. Si è spento oggi all'età di 85 anni Italo
Varisco, maestro trevigiano del vetro e del cristallo. L'annuncio del figlio Marco, che ha scritto grazie maestro, ma soprattutto grazie immenso papà. Era stato proprio Marco qualche giorno fa, in occasione di una premiazione di Confartigianato, ad informare del peggioramento delle condizioni del padre, originario di Murano, dove aveva frequentato la scuola sperimentale del vetro, coltivando una passione tramandata dal padre. Le creazioni di Italo Varisco sono conosciute in tutto il mondo, custodite anche in musei o collezioni private. La nostra città perde uno dei suoi grandi maestri. Grazie al suo talento Italo ha saputo parlare al mondo intero, partendo dal legame con la famiglia e da quell'amore ereditato dal padre e poi trasmesso al figlio Marco, a cui va il mio cordoglio e un abbraccio. Queste le parole sui social del sindaco di Treviso, Mario Conte. E noi ci fermiamo per un'altra breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, saluto il sindaco di Mareno di Piave Andrea Modolo e la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Mareno di Piave, la professoressa Paola Gardenal. Buongiorno e grazie ad entrambi per essere qui con noi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Con il sindaco e con la professoressa Gardenal parliamo di una serie di iniziative che vedono il mondo della scuola e l'amministrazione comunale fianco a fianco, per aiutare i ragazzi a trovare anche una propria collocazione nella società di oggi e per contrastare quei fenomeni negativi che spesso vedono i ragazzi protagonisti. Inizio da lei, professoressa, con l'importanza di iniziative simili e poi la stessa domanda anche dal punto di vista politico di un sindaco in tal senso. Buongiorno a tutti, noi abbiamo introdotto dallo scorso anno scolastico la settimana corta alla scuola secondaria e ci siamo riservati 5 sabati che abbiamo chiamato sabati tematici. Perché? Perché in questi sabati affrontiamo con i ragazzi delle riflessioni importanti proprio sui temi dell'educazione civica. Insieme al lavoro degli insegnanti c'è appunto la straordinaria collaborazione dell'amministrazione che ci garantisce figure di rilievo che sono presenti a queste giornate. Ne abbiamo realizzate una sull'inclusione ad ottobre in relazione appunto col territorio, abbiamo realizzato la giornata dell'arte e della creatività partecipando a una mostra qui di Franco Beraldo proprio a Mareno e avremo in questa settimana sabato la giornata sui diritti umani per concludere poi con la giornata ecologica e infine con la giornata dello sport. Ecco, sono occasioni di riflessione per i ragazzi, ma direi non di trasferimento di contenuti, benché importantissimi. Sono occasioni per mettere in gioco i ragazzi. Noi le realizziamo in maniera laboratoriale, diamo dei compiti autentici che i ragazzi realizzano e secondo noi è il modo migliore per far proprio acquisire queste competenze sociali delle quali appunto stiamo parlando. Sindaco, per quanto riguarda invece l'amministrazione comunale, quanto impegno c'è per affiancare il mondo della scuola che fa già tanto ma che ha bisogno anche poi del mondo, del resto del mondo istituzionale per portare avanti questi progetti? Allora sì, il lavoro è un lavoro molto importante anche perché quello che noi vogliamo dare non sono semplicemente delle iniziative, dei progetti, vogliamo dare dei progetti di qualità. Vogliamo che quelle che organizziamo siano per i ragazzi proprio delle esperienze che li segnino nel loro percorso, che lasci loro un qualcosa sia nel percorso formativo ma sia anche per le loro scelte future. E infatti come citava la professoressa, portare delle figure di rilievo, poi probabilmente ne parleremo, dei docenti universitari a parlare con questi ragazzi, è proprio quel modo che noi vogliamo attuare proprio per lasciare loro proprio queste esperienze molto importanti. Dopodiché un altro aspetto assolutamente di rilievo che noi ci prefiggiamo nell'ambito di questi sabati tematici, di queste iniziative, è quello del legame con il territorio. Il legame col territorio che in alcune di queste iniziative in particolare ritroveremo, come in quello della giornata ecologica in cui partecipano quasi tutte le associazioni comunali, molti volontari e varie entità istituzionali.
Allora io entrerei proprio nel merito di queste iniziative per capirne qualcosa di più, professoressa, e partirei con la giornata sui diritti umani in programma sabato 7 febbraio. Il titolo è conoscere i diritti umani per rispettarli e agire per farli rispettare, perché in qualche modo è giusto conoscere, ma è giusto anche far conoscere agli altri, e laddove ci siano delle situazioni che non vanno bene bisogna intervenire, non bisogna essere testimoni silenziosi. Sì, è proprio questa l'idea, no? Far capire ai ragazzi che tutti abbiamo dei diritti, che sono dei diritti imprescindibili, del 1948, quindi è storia antica che però va sempre rinnovata. Nello stesso tempo non solo io che li rispetto, ma che agisco perché tutti insieme impariamo a rispettarli. Ecco, il lancio di questa giornata, che sarà proprio sabato prossimo, è dato dal professor Marco Mascia. Io di questo sono davvero grata al sindaco in primis, che ha voluto questa cosa, e alla sua squadra, all'amministrazione. Il professor Mascia sappiamo che è il presidente del Centro di Ateneo per i diritti umani Papisca di Padova e è titolare della cattedra dei diritti umani. Ecco, avere una personalità di questo tipo per i nostri ragazzi è davvero un'eccellenza. Lui lancerà il messaggio, poi i ragazzi, come dicevo prima, proprio con un grandissimo laboratorio, prepareranno, realizzeranno un progetto grafico-pittorico su questi temi, con il lancio che dicevamo, capire i diritti e aiutare gli altri a rispettarli. Questo prodotto poi lo manderemo anche ad un concorso, che è il concorso organizzato dal Centro per i Servizi di Volontariato Treviso-Belluno, che è un progetto contro le emarginazioni e a cui abbiamo partecipato anche l'anno scorso con ottimi risultati. In tutto questo poi ci sarà un grande dono, lo lascio dire al Sindaco, che riguarda questo opuscolo. Prego, Sindaco. Grazie. Sì, la Giunta ha anche deliberato l'acquisto per tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, quindi 250 ragazzi, questo che è il quaderno della pace, un quaderno proprio in cui ci sono tutta una serie di esercizi da fare in classe per la pace, e proprio calato sull'età di questi ragazzi, insomma. Perché si parla tanto, adesso vedendo questo opuscolo, si parla tanto di pace, chiaramente a livello mondiale, pensiamo ai tanti conflitti in corso, ma il concetto di pace bisogna insegnarlo tra i più giovani. La lite che può starci, la discussione deve sempre finire con la pace, riuscendo a trovare un accordo, una mediazione. Chiedo alla preside e chiedo poi anche a lei, Sindaco, l'importanza di questo concetto della pace che spesso dimentichiamo. Sì, io credo sia assolutamente importante quello che lei dice, anche perché qui spostiamo lo sguardo su quello che noi vediamo nei ragazzi, no? I nostri ragazzi sono ragazzi svegli, sono ragazzi veloci, io a volte dico troppo veloci, e devono invece imparare la pazienza dei tempi. E a proposito di quello che lei mi propone, questo eccesso di virtuale spesso allontana i ragazzi, lo diciamo tutti, dal senso di realtà. Una discussione fatta in presenza si può risolvere con una mediazione, con un dibattito, con una presa di coscienza che io posso anche sbagliare. Un messaggio su un WhatsApp, su una chat, gira tutto il mondo e scatena, come sappiamo, l'inferno. Ecco, su questo proposito delle relazioni reali, la scuola e il territorio stanno molto lavorando. Abbiamo iniziative di spazio ascolto, di consiglio comunale dei ragazzi, che li mettono in gioco proprio in questa capacità di essere presenti. E quest'anno a scuola abbiamo introdotto un nuovo progetto a cui tengo molto, mi piace molto, che sono i consigli di cooperazione. L'abbiamo introdotti dalla quarta primaria, quindi anche i piccoli della scuola primaria, fino alla terza secondaria. È un progetto che prevede l'elezione di un presidente, di un vicepresidente, di un segretario, e permette ai ragazzi di chiedere alla dirigente la possibilità di realizzare un'assemblea in classe ogni mese, un po' come capita alle superiori. Perché l'abbiamo anticipato? Perché ne hanno bisogno. Io ho visto nelle richieste di assemblea veramente preparate bene dai ragazzi
Una richiesta costante: discutere delle relazioni in classe tra di noi. Loro ne discutono, guidati ovviamente da un insegnante, fanno anche delle proposte. Io credo che sia il modo migliore per creare responsabilità e per togliere un pochino gli adulti dalla soluzione dei problemi dei ragazzi. Io spesso dico a loro: ve la gestite tra di voi. Ecco, se insegniamo loro a gestire questo, a superare l'errore, a gestire anche le frustrazioni, io credo che creiamo cittadini un po' più consapevoli. Sindaco, cittadini consapevoli che devono passare anche tramite il rispetto dell'ambiente, da qui la giornata ecologica. Sì, questo è un sabato tematico, è quello del 21 di marzo, quindi uno dei prossimi. È una delle iniziative che crea il maggior legame rispetto al territorio. Qui sono coinvolti i 250 ragazzini delle scuole medie con i loro insegnanti e sono coinvolte circa 100 volontari del territorio. In cosa consiste questa giornata? È alla sua terza edizione, per quanto purtroppo l'altro anno a causa della pioggia non siamo riusciti a farla. Noi portiamo nella piazza municipio questi ragazzi alla mattina, subito dopo l'entrata a scuola, e qui consegniamo a loro i dispositivi di protezione individuale, che sono la pettorina, i guanti e i dispositivi di raccolta, che sono tra l'altro offerti da Savno. E dopodiché i ragazzini partono per 12 percorsi nel territorio, uno per ogni classe della scuola, percorsi di circa 4 chilometri, quindi percorreremo nell'arco della giornata circa 50 chilometri di strade che vengono appunto ripulite dai ragazzi. Il ruolo degli adulti in questo, quindi degli insegnanti, degli accompagnatori, è proprio quello di, da parte dei volontari, di aiutare gli insegnanti nella sorveglianza, ma anche di garantire ai ragazzi sicurezza sulla strada e quindi di verifica della viabilità. Qui è coinvolta ovviamente la protezione civile, i carabinieri in congedo, i nostri vigili urbani, per cui è una giornata molto importante in cui proprio vediamo che le strade vengono invase dai nostri ragazzi, però assolutamente con grande sicurezza. Ecco, e questo, dicevo, è un momento importante di legame col territorio, perché i ragazzi conoscono le associazioni volontari, vedono la partecipazione di questi anche nell'occuparsi di loro. Dopodiché qui ci sono importanti valori che sono quelli dell'ambiente, quindi i ragazzi, divertendosi, raccolgono questi valori, e poi c'è l'aspetto sicuramente sociale, che è quello di mettere in relazione generazioni diverse, quindi i ragazzi e gli adulti, che per entrambi è un momento assolutamente positivo e di crescita personale. E altra iniziativa che il Comune ha proposto, che la scuola ha accolto immediatamente, è quello della Costituzione in aula. Di che cosa si tratta, Sindaco? Allora, questo è uno dei progetti di cui andiamo maggiormente orgogliosi. Anche questo è arrivato alla terza edizione. Si tratta di un progetto in cui coinvolgiamo i ragazzi in un tema sulla Costituzione. Allora, questo progetto, quando 3 anni fa lo proposi alla preside, lei subito, senza esitazione alcuna, mi ha detto assolutamente sì, sindaco, lo facciamo. In genere anche fra istituzioni c'è sempre un rapporto, vediamo, aspettiamo, indaghiamo, invece la preside proprio con grande entusiasmo ha detto assolutamente sì, andiamo avanti. E questo ci ha aiutato, ci ha spronato nel cercare anche qui una soluzione molto importante. E qui dobbiamo assolutamente ringraziare il professor Sandro Denardi, che alla fine è anima di questo progetto. Il professor Sandro Denardi, che è docente di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Padova. Lui, oltre a mettersi a disposizione per questo progetto, ne è il consulente scientifico, il coordinatore.
presiede la commissione d'esame, ma forse la parte più bella e che veramente lascia quel segno di cui parlavo ancora all'inizio verso i ragazzi è una lezione che lui tiene verso i ragazzi un paio di settimane, una settimana prima della prova d'esame, in cui appunto parla di Costituzione, ma lo parla ad alto livello, pur con un linguaggio che è alla portata dei ragazzi, per cui è un'esperienza, magari poi la press potrà confermare, ma però veramente di alto livello per i ragazzi. Vediamo veramente ne escono molto arricchiti e incuriositi. Segnalo anche che questo progetto, questo concorso letterario ha avuto e ha ormai da 2 anni anche il patrocinio da parte del Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale Comunitario dell'Università di Padova. Quindi anche questo è un sigillo importante che va a dare valore a questa iniziativa. Qui vorrei ulteriormente anche evidenziare un altro aspetto che ritengo molto importante, questa sinergia al di là tra la scuola e l'amministrazione, ma fra i diversi livelli di istruzione. Vedere l'università che viene nel territorio a fare una lezione per i ragazzi del primo ciclo è un qualcosa veramente di molto significativo e dà il valore anche delle persone coinvolte. Professoressa Gardenal, lei che lavora a contatto con i ragazzi, che impressione ha di questi giovani, di questa generazione spesso additata come violenta, come immersa nei social, poco pronta ad aiutare, a mettersi in gioco? Lei invece che descrizione ci darebbe dei giovani di oggi? Ma guardi, io dico sempre anche ai miei docenti che lo condividono, che noi persone della scuola, se non fossimo ottimisti, avremmo già tutti cambiato lavoro. Quindi il mio atteggiamento verso i ragazzi è di profondo ottimismo, di speranza sicuramente, ma anche di grande responsabilità che deriva da quello che noi facciamo perché loro diventino responsabili. Credo che tutte le iniziative che vi abbiamo presentato e moltissime altre, sapete che in tante scuole si fanno, io ho un bellissimo rapporto con le scuole del territorio, tra colleghi, e davvero c'è un impegno grande della scuola. I ragazzi di oggi, lo accennavo prima, sono ragazzi abituati alla velocità, tutto è subito. Bisogna abituarli un pochino alla lentezza, alla riflessione, ma soprattutto direi a questa capacità che è un po' diminuita di creare relazioni vere, dare a loro occasioni di incontrarsi, perché molte agenzie educative non ci sono più o sono un po' in difficoltà. Ecco, il rimettere in gioco tutte le agenzie educative a favore dei ragazzi permette loro di avere delle figure di riferimento. Io poi, come dico spesso ai genitori, lasciate che il ragazzo risponda anche dei propri errori. Noi adulti spesso, proprio perché vogliamo bene, li scusiamo tanto questi ragazzi, li giustifichiamo. Al di là del rapporto scuola-famiglia, che io trovo importantissimo, nella nostra scuola abbiamo dei comitati genitori che lavorano tantissimo e approfitto per ringraziarli, il sindaco sa bene nel territorio quanto ci si dà da fare. Io però a volte dico, sono ragazzi grandi, sono ragazzi che tra pochi mesi, penso ai più grandi, andranno alle scuole superiori, prenderanno una corriera. Noi dobbiamo aiutarli ad acquisire responsabilità. Allora, se tutti insieme, adulti, territorio, parrocchie, volontari, costruiamo questo progetto che è anche di socialità per questi ragazzi, io credo che ne ricaviamo molto di buono. Nel dialogo che io ho quotidiano con i ragazzi, soprattutto mi viene un po' da sorridere quelli che mandano in presidenza, il discorso è molto schietto, loro ammettono quando sbagliano. Bisogna aiutarli in questa capacità anche di risolvere, affrontare i problemi, perché sono anche molto ansiosi. Questo deriva sicuramente da questa immersione in strumenti tipo i social che non sanno utilizzare bene. Anche su questo la scuola lavora molto. Adesso abbiamo l'intelligenza artificiale, andiamo cauti, lavoriamo bene, perché tutti questi che sono strumenti utili
possano essere gestiti dai ragazzi con consapevolezza. Però io sono fiduciosa nei ragazzi, guai se non fosse così. Una cosa bella che mi viene in mente ora, che è partita, Sindaco, da pochissimo nel nostro territorio, c'era già un tavolo di coordinamento importante nel comune di Mareno. Io ho incoraggiato, e sicuramente l'amministrazione su questo ha capito l'importanza e l'hanno subito realizzato. Abbiamo creato un tavolo di coordinamento educativo, ci siamo incontrati lunedì sera proprio per analizzare la situazione dei nostri ragazzi, giovani ragazzi ma anche piccolissimi, e vedere insieme nei prossimi incontri che cosa possiamo fare come territorio. Mi viene in mente proprio quel territorio di cui si parla tanto, quel villaggio che qualche volta sembra non ci sia più, che noi invece vogliamo che ci sia per l'educazione, per la crescita dei nostri ragazzi. Sindaco, l'ultima domanda a lei, per chiederle in contemporanea anche lei che immagini ha dei ragazzi e se nel vostro territorio avete avuto, riscontrato dei problemi legati al disagio giovanile con episodi anche magari che rasentano la violenza, se ci sono stati episodi appunto simili che vi riguardano da vicino. Guardi, credo sì, da noi avviene quello che un po' avviene in tutti gli altri comuni e forse anche quello che avveniva un po' nel passato, perché poi io credo che un po' ci sia oggi anche il voler anche esasperare la cronaca, raccontare sempre di questi ragazzi un po' in negativo. Io come la preside ho un'opinione invece positiva dei ragazzi di oggi. Certo vanno ascoltati, perché loro hanno bisogno molto di essere ascoltati e hanno bisogno di importanti riferimenti, e da qui anche l'importanza secondo me di queste nostre iniziative. Come diceva bene la preside, non bisogna giustificarle in tutto, ecco, questo no. Noi con la preside, e qui ecco l'importanza di queste sinergie con la scuola, con l'amministrazione comunale, con le altre agenzie educative del territorio, anche con le associazioni, c'è una collaborazione importante proprio per arginare e bloccare proprio sul nascere quei episodi di deriva che per fortuna sono molto, molto piccoli, controllati e assolutamente controllabili. Per cui questo è quello che noi mettiamo in atto e ritengo anche con un ottimo, un buon risultato, almeno fino ad ora. Io ricordo che i ragazzi, noi abbiamo varie iniziative tipo appunto il CCR che ha richiamato la preside, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma da un paio d'anni è attiva a Mareno anche la consulta dei giovani che è stata istituita dal Consiglio Comunale, in cui una quindicina di ragazzi un po' più grandicelli di quelli delle medie si incontrano e organizzano eventi, organizzano attività che sono proprio a favore dei giovani. Però quello che è il più importante in questo, almeno, e che è un po' nello spirito dell'iniziativa che il Comune ha voluto, è quello di creare dei giovani che siano partecipativi, che partecipino all'attività istituzionale e all'attività della comunità, perché crediamo che questo sia veramente un valore assoluto, quello di essere parte di una comunità, di sentirsene parte. Questo evita poi tutti quei problemi di deriva, di tutti quegli episodi negativi che vediamo in giro. Assolutamente sì, e quindi benvengano iniziative simili. Io vi ringrazio davvero tantissimo, grazie al sindaco di Mareno di Piave, Andrea Modolo, e grazie alla professoressa Paola Gardenal, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Mareno di Piave. Buon lavoro ad entrambi e grazie ancora per averci raccontato tutti questi progetti. Grazie a lei. Grazie a lei, grazie. E con questi importanti progetti rivolti ai più giovani chiudiamo questa nostra prima edizione. Ora come sempre la sigla, le previsioni del tempo, e poi è mercoledì e dunque lo spazio con l'approfondimento della CGIL. Parleremo di pensioni, di legge di stabilità con le novità per il 2026 insieme a Vigilio Biscaro e a Silvia Bresolina, rispettivamente segretario generale e segretario dell'OSP CGIL Treviso. E allora ci rivediamo tra pochissimo e grazie intanto per averci seguito.